Sequestrati al porto di Trieste 1.170.000 euro falsi, migliaia di documenti contraffatti in un tir dalla Turchia diretta ad Amburgo, indagine internazionale in corso. Dopo la grande afa di questi giorni, i meteorologi annunciano una tregua che però porterà forti temporali sulla regione, diramato un bollettino d'allerta dalla Protezione Civile. Stipendi ancora in ritardo e futuro a rischio per i 320 lavoratori della Startech, slitta domani il vertice con l'azienda e i sindacati per il rinnovo dell'ammortizzatore sociale scaduto da qualche giorno. È stata approvata la legge che reintroduce le province in Friuli Venezia Giulia, muro contro muro fra maggioranza e opposizione, sugli assetti e i confini del nuovo ente, la valutazione è rinviata a una verifica successiva. La Giunta regionale approva la manovra di assestamento di bilancio estiva. Dei 114 milioni di euro totali, 2.400.000 euro andranno alla foiba di Basovizza per interventi sullo spazio espositivo. I nidi di San Giovanni gestito direttamente dal comune con inclusione e fin da subito una sezione in lingua slovena e la richiesta dei promotori che chiedono un cambio di impostazione rispetto al modello di esternalizzazione. Si propone di realizzare 3 condomini multigenerazionali privi di barriere architettoniche in centro città e l'innovativo progetto firmato oggi dalla Fondazione CR Trieste assieme all'ITIS, alla SUGI e al Comune. Buonasera e bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Tele4. Sequestrati nel porto di Trieste 1.170.000 euro falsi e migliaia di documenti contraffatti all'interno di un tir dalla Turchia diretto ad Amburgo. Sono state trovate infatti banconote false, nonché documenti, l'indagine internazionale in corso. Sentiamo. 1.170.000 euro falsi e migliaia di documenti contraffatti tra carte d'identità, passaporti, permessi di soggiorno, visti e patenti, insieme ad un archivio digitale con strumenti per la loro produzione, è quanto sequestrato nel porto di Trieste dalla Guardia di Finanza con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito dei controlli su traffici illeciti. Il materiale è stato intercettato su un tir arrivato dalla Turchia e diretto ad Amburgo. L'individuazione del mezzo è avvenuta grazie all'analisi dei flussi commerciali del sistema RoRo. Il carico risultava spedito da una società turca attiva nelle telecomunicazioni e destinata a una società olandese operante nei servizi alle imprese. Durante la perquisizione sono state trovate 23.400 banconote false da 50 euro per un valore complessivo di 1.170.000 euro e 25 documenti contraffatti tra carte d'identità, passaporti di diversi paesi, permessi di soggiorno e visti riconducibili ad aree europee ed extra UE. Nel mezzo anche un hard disk e una chiavetta USB contenenti circa 10.000 file digitali con loghi, immagini, fototessere, font, codici e software utilizzati per la produzione di documenti falsi. Tra il materiale anche certificati, visti, documenti e patenti di guida di vari paesi, compresa una patente italiana associata a un cittadino straniero richiedente asilo e attualmente irreperibile. Secondo gli inquirenti il materiale è riconducibile a reti criminali transnazionali che operano anche attraverso canali online criptati e il dark web, con centri di produzione tra Turchia ed Europa orientale. Il sequestro, disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, rientra in un'indagine ancora in corso anche a livello internazionale. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Scontro fra uno scooter e un furgone in via Udine alle 13.30 di oggi circa, ad avere la peggio il Centauro che è stato portato all'ospedale di Cattinara. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Illesi il conducente e il passeggero del mezzo a 4 ruote, si tratta di 2 operai edili. Sul posto i medici del 118 con automedica e ambulanze e vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e gli agenti della polizia locale per i rilievi dell'incidente e la gestione del traffico che ha subito inevitabili ripercussioni cause del sinistro al vaglio proprio della Polizia Municipale. Ancora una truffa ai danni di un'anziana, questa volta nel territorio di Muggia. Una donna residente in strada per Chiampore ha denunciato di essere stata raggirata da 2 uomini che si sono presentati alla porta spacciandosi per carabinieri. Con un comportamento ingannevole i 2 sono riusciti a convincere la donna a consegnare 1.500 euro in contanti e oggetti d'oro del valore stimato di circa 15.000 euro. Sul posto è intervenuta una pattuglia della tenenza dei carabinieri di Muggia che ha raccolto la testimonianza della vittima e l'ha invitata a formalizzare la denuncia. Sono in corso gli accertamenti per risalire ai responsabili. Dopo la grande afa di questi giorni, i meteorologi annunciano una tregua
che però porterà forti temporali sul Friuli Venezia Giulia, tanto che è stato diramato un bollettino d'allerta di colore giallo dalla Protezione Civile. Intanto i servizi sociali del comune di Trieste tengono sotto costante monitoraggio le persone anziane e fragili. Sentiamo il servizio di Laura Buccarella. Dopo il caldo torrido, i temporali. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla dalle 12 di domani, mercoledì 1 luglio, fino alle 6 di giovedì 2 su tutto il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, con la possibilità anche di qualche episodio in anticipo. Nelle prossime ore, infatti, l'anticiclone subtropicale si ritirerà verso est, lasciando spazio all'ingresso di una modesta saccatura sull'Europa centrale, che andrà a isolare una depressione in quota sull'Italia settentrionale. Tale configurazione determinerà il passaggio sulla regione di un fronte, seguito da correnti nord-occidentali più fresche e secche. Domani, nel pomeriggio e di sera, i temporali e i rovesci potrebbero essere anche forti, ma insieme al vento determineranno un deciso calo delle temperature. L'afa di questi giorni sta mettendo a dura prova soprattutto chi vive in città e in particolare le persone anziane o con qualche fragilità. I servizi sociali del comune sono in campo con alcuni provvedimenti ad hoc. Fa tanto caldo e sicuramente le persone con fragilità lo soffrono più di altre. Noi abbiamo preso 2 iniziative concrete. La prima, 2 settimane fa, abbiamo sospeso tutte le attività di socialità anziani all'aperto, mantenendo attive solo quelle che svolgiamo all'interno di locali climatizzati, come ad esempio la nostra Casa Marenzi. Seconda cosa, monitoriamo la situazione attraverso i nostri 90 assistenti sociali che, oltre a monitorare, danno anche consigli alle persone anziane per gestire questa fase difficile. Stipendi ancora in ritardo e futuro a rischio per i 320 lavoratori della Startech slitta domani. Il vertice con l'azienda e i sindacati per il rinnovo dell'ammortizzatore sociale scaduto da alcuni giorni. Stipendi ancora in bilico alla Startech e slitta domani il rinnovo del contratto di solidarietà per i 320 lavoratori. L'ammortizzatore sociale è scaduto il 26 giugno e potrà essere prorogato un'ultima volta fino alla fine di settembre, ma a fronte del mancato pagamento degli stipendi a circa il 25% dei dipendenti, i sindacati hanno fatto saltare il confronto previsto nella giornata di ieri. Il tavolo è aggiornato a domani mattina. Un 25% è rimasto ancora da saldare. Chiaro che questo ci ha impedito di proseguire la discussione, perché nelle precondizioni per poter andare a discutere il rinnovo della solidarietà avevamo messo insomma quantomeno il saldo degli stipendi a tutto il personale e oltre a questo anche un po' di chiarezza rispetto agli annunci che erano stati fatti all'ultimo incontro al governo e con il governo, insomma, rispetto all'ingresso di nuovi investitori e quant'altro. Quindi la discussione è stata aggiornata domani mattina, termine entro il quale l'azienda ha detto insomma, che si impegna a saldare l'ulteriore 25% dei lavoratori. È chiaro e evidente che, insomma, che per noi quella è quantomeno la precondizione necessaria per poter affrontare una discussione sulla solidarietà, che comunque è uno strumento fondamentale per accompagnare una fase di forte incertezza. Aziende e parti sociali saranno di nuovo attorno al tavolo ministeriale a Roma il prossimo 7 luglio. Si attende che si concretizzi a giorni l'interessamento della società libanese Multilane e del fondo americano Stellex Capital. A Roma il 7 luglio, nel primo pomeriggio, il tavolo insomma, è un momento importante per cercare di capire se questo quadro in divenire, no, molto mobile che l'azienda ha rappresentato in questi ultimi mesi di difficoltà, di soci che escono, di possibili nuovi ingressi e quant'altro, abbia o meno portato qualche elemento concreto che è indispensabile per cercare di proseguire col piano industriale e dare certezza ai lavoratori. È arrivato oggi l'ok ufficiale alle nuove province. Il Consiglio regionale ha approvato con una maggioranza trasversale la legge per reintrodurre l'ente di secondo livello in Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza trasversale l'articolo 18 della riforma che istituisce le nuove province, confermando l'impianto del provvedimento. Ai voti del centrodestra si sono aggiunti quelli di Serena Pellegrino, Alleanza Verdi-Sinistra, Marco Pisani, Slovenska Skupnost ed Enrico Buljen, Civica FVG.
Determinante il parere dell'assessore Pierpaolo Roberti, che ha sostenuto la proposta di rinviare ad una valutazione successiva l'eventuale revisione dei confini e del funzionamento dei nuovi enti, accogliendo un emendamento della consigliera Pellegrino. Nel corso dell'esame sono stati respinti gli emendamenti delle opposizioni volti a sopprimere o modificare in modo sostanziale la norma, pur con la diffusa convinzione che il mancato aggiornamento dei vecchi confini provinciali rappresenti un'occasione mancata. Tra le modifiche approvate figurano l'inserimento della denominazione locale Plodn accanto a Sappada e l'indicazione bilingue slovena per 7 comuni del territorio isontino e carsico. Via libera anche la possibilità per i consigli provinciali di Udine, Gorizia e Pordenone di deliberare l'esposizione della bandiera della comunità friulana. Approvata infine una modifica all'articolo 21 che stabilisce l'elezione del Presidente del Consiglio provinciale tra i consiglieri durante la prima seduta. E ora un breve giro di opinioni nel corridoio dei passi perduti del Consiglio regionale. Maggioranza e opposizione su diversi fronti più che mai distanti dopo il voto sul ritorno delle province. Con la legge di oggi si mette la fine a una stagione di errori, quello dell'abolizione delle province e dell'istituzione delle UT, fatto dal PD, principalmente dal centro-sinistra. Un disegno di legge che poteva essere l'occasione per un dibattito ampio della società politica e anche non politica regionale rispetto a confini, dimensioni, utilità, funzioni delle nuove province che francamente in questo momento oggi non solo non abbiamo visto ma anche non vediamo. Ci sono anche delle funzioni nuove, quello di sostegno, aiuto ai comuni più piccoli, facendo da stazione appaltante, dando servizi, quindi sarà un ente veramente di organizzazione del territorio e sostegno anche ai comuni piccoli, medi e anche grandi. Province così oggettivamente non servono, aiuteranno qualcuno a sistemarsi da un punto di vista della carica elettiva, ma non aiuterà né i cittadini né le imprese a migliorare i servizi, anzi in qualche caso potrebbe rischiare di essere un doppione. Una volta che si riconsegna la possibilità di scelta ai cittadini, diciamo che il livello politico-amministrativo risulta al meglio rispondere anche poi successivamente alle esigenze di questi stessi territori che va ad amministrare. Sono passati 8 anni, quindi secondo me il vero punto d'attacco dell'opposizione doveva essere questo qua, ovvero la lentezza con la quale si è arrivati a questo appuntamento che è appena la legge istitutiva, che poi reintrodurre le province dopo questi atti programmatori e dopo che ci sono stati 4 passaggi e 4 votazioni nel Parlamento, credo ormai sia un atto dovuto, da qua la mia difformità di valutazione rispetto all'area maggioritaria del centro-sinistra. Ammonta a 114 milioni di euro la manovra di assestamento del bilancio della Regione. Le poste coprono tutti gli ambiti, dalle infrastrutture alla cultura. La manovra finanziaria estiva della Regione si robustisce di ulteriori 114 milioni e 900 mila euro rispetto alle risorse già destinate. L'assessore al bilancio Barbara Zilli così ha sintetizzato ai nostri microfoni la ratio dell'operazione. Abbiamo lavorato molto sia in ambito di interventi sulle strutture ospedaliere con 70 milioni di destinazione per questo, ma anche sull'agricoltura con 24 milioni destinati alla PAC piuttosto che alle attività produttive, con iniziative finalizzate agli insediamenti degli interporti e poi alla cultura. Contributi andranno anche alle infrastrutture, soprattutto alla sicurezza dei ponti e alla loro gestione. E a questo aggiungo anche la mitigazione del rischio idrogeologico e i dragaggi, obiettivo che rimane focale per la nostra azione amministrativa, che è quello di garantire la sicurezza del territorio. Per quel che concerne le poste destinate alla cultura, c'è da sottolineare quella di 2 milioni e 400 mila euro destinata alla foiba di Basovizza. Queste risorse serviranno per migliorare e ampliare lo spazio museale, quindi siamo molto soddisfatti della scelta della Giunta che appunto su proposta del vicepresidente Anzil ha visto il suo accoglimento. L'intervento della Regione va ad aggiungersi a quello del Governo, ispirato dall'onorevole Nicole Matteoni, Fratelli d'Italia, ed ha un importante valore, a questo punto, non solo simbolico.
Preoccupazione per la scarsa attrattività del comparto salute regionale, lo ha espresso la minoranza in Consiglio regionale, non è escluso possa diventare un argomento per le prossime campagne elettorali. Secondo il centro-sinistra, l'attrattività della sanità pubblica nella nostra regione va riducendosi. Stamani l'opposizione ha presentato alcuni dati ottenuti dalla consigliera regionale Simona Liguori, Civica FVG. Lo scopo dell'acquisizione, ha sottolineato Liguori, è persino basico. Accendere un faro su quella che è l'attrattività e la produttività del sistema sanitario nostro regionale dal 2018 appunto al 2025. Attrattività significa che se una regione è in grado di attrarre anche pazienti da fuori dei propri confini, significa che è competitiva. In alternativa abbiamo un problema. Dai dati si nota come il numero dei ricoveri nelle strutture regionali sia sceso da 183.000 registrati nel 2018 ai 165.000 del 2024, ultimo anno per il quale si conoscano i numeri completi. Inoltre le cessazioni di personale sono state 6.600, come ha ricordato il segretario regionale del PD Caterina Conti. Per il 46,8% dei casi si tratta di dimissioni volontarie o trasferimenti. Che vogliamo non solo attirare i pazienti da fuori regione in Friuli Venezia Giulia, ma anche fare in modo che i professionisti non lascino il sistema sanitario pubblico della nostra regione. Il consigliere regionale di Open Sinistra FVG, Furio Onsel, ha sottolineato quanto il pubblico sia meno attrattivo del privato, laddove Massimo Morettuzzo, Patto per l'Autonomia, si è detto preoccupato per alcune esternalizzazioni. Liguori ha inteso sottolineare l'importanza di questi numeri anche per la prossima campagna elettorale. Bisogna esaminarli con uno sguardo attento, con uno studio attento, ma soprattutto rilanciare il nostro sistema sanitario regionale. Sono dati importantissimi che serviranno alla coalizione di centrosinistra proprio a produrre un programma per le prossime anche consultazioni regionali in cui si cercherà di rilanciare il sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia. Si è tenuto al Teatro Comunale di Cormons l'incontro tra Regione Friuli Venezia Giulia, Protezione Civile, l'amministrazione comunale e i cittadini di Brazzano per fare il punto sui ristori e gli interventi di messa in sicurezza dopo la frana che il 17 novembre scorso provocò 2 vittime. Intanto dobbiamo completare i lavori di messa in sicurezza per consentire poi alle persone di ritornare tutti nella loro normalità. Illustrate alcune novità relative ai contributi erogati dalla Protezione Civile per le persone colpite da eventi calamitosi. In primo luogo è stata estesa la possibilità di ottenere contributi anche per motocicli, quadricicli a motore e autocarri a uso privato, purché costituiscano l'unico mezzo di trasporto del richiedente. Il contributo massimo è fissato in 6.000 euro per i motocicli e 10.000 per i quadricicli, mentre le domande potranno essere presentate fino al 27 luglio prossimo. È stata inoltre prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di indennizzo da parte delle aziende, inizialmente prevista per il 30 giugno di quest'anno e prorogata al 31 luglio. Per quanto concerne gli interventi relativi alla cosiddetta frana A di Brazzano, sono già stati completati lo sgombero di circa 12.000 metri cubi di materiale e 900 metri cubi di macerie, la riprofilatura del versante e la realizzazione di una barriera provvisoria in blocchi in calcestruzzo che ha consentito la riapertura di buona parte della zona arancione. Inoltre, in corso di realizzazione della vasca di trattenuta e della rete paramassi alta 5 metri. Entro il 30 ottobre saranno conclusi i lavori provvisori, con la rimozione dei blocchi di cemento e la liberazione di tutti gli edifici ancora ricadenti nella zona rossa. L'intervento definitivo di consolidamento dell'intero versante sarà invece completato entro dicembre 2028, consentendo lo smantellamento delle opere provvisorie. Noi andiamo incontro, cerchiamo di dare le risposte possibili, lo faremo ancora con la collaborazione del Comune che è stato determinante. Mi pare che la situazione sia stata molto composta, molto rispettosa da tutte le parti, con il riconoscimento anche del lavoro che abbiamo fatto nel corso di questi mesi. Presidente, è soddisfatto dopo quanto emerso? Considero l'occasione di questa sera come l'inaugurazione di un nuovo metodo trasparente, collaborativo e che si apra a coinvolgere cittadini, imprese e anche coloro che hanno avuto i danni naturalmente, per gestire la fase successiva, che è quella che interessa a noi, cioè la ricostruzione e il ripristino dei luoghi per quanto possibile come erano prima.
E a Versa la popolazione attende risposte dall'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro sulla messa in sicurezza del fiume Iudrio. Sentiamo. Decisamente dobbiamo continuare a lottare fin dall'inizio perché si complica sempre di più per i cittadini sia l'accesso ai contributi, alle domande. Nuovo incontro tra l'amministrazione comunale di Romans di Sonza e i cittadini di Versa, quasi 8 mesi dalla grande alluvione che sommerse la frazione con l'evacuazione di 350 persone e danni incalcolabili. Qualcosa si sta muovendo, ma la pachidermica macchina burocratica italiana sta mettendo in evidenza tutte le sue lacune e quanto sta succedendo a Versa è la riprova. Gente esasperata e stufa per aver sentito finora solo belle parole, ma di concreto poco e niente. Il tema messa in sicurezza dei corsi d'acqua e le mancate assenze e non risposte da parte dell'assessore regionale Scocimarro, con il J-Accus nel corso della serata, perché da queste parti la pazienza pare aver raggiunto il suo zenith e, come diceva qualcuno, si tratta solo di una questione di centimetri nel superamento di quella linea che sancisce il punto di non ritorno. Sicuramente, perlomeno la foto abbiamo visto che è stata fatta dal consigliere, quindi dovrà, qualcosa passerà, insomma, e io comunque a chi mi chiede gliela mando la foto sicuramente, insomma, e anche il discorso che abbiamo fatto, insomma, che abbiamo, le relazioni che abbiamo tirato su, è stata fatica anche quelle per cercare di raccogliere in mezzo alle persone, alla gente, a tutte le criticità, tutti i problemi e cercarli di portare in questa assemblea, insomma, come voce di tutti i cittadini. La situazione è ancora un po' stagnante, mi permetto. Una delle domande che ho anche espresso io alla Regione è di poter avere un incontro assieme agli altri colleghi sindaci in questa fase nella quale la Regione sta predisponendo uno studio proprio per poter portare le nostre conoscenze, le conoscenze del territorio, per cercare anche di dare la nostra voce e migliorare anche quelli che possono essere i risultati di un intervento che sicuramente sappiamo sarà complessivo, però può essere anche realizzato per step e in questo momento è il momento giusto perché la Regione si sta approcciando ad approvare una manovra sicuramente importante, è necessario mettere delle risorse per interventi manutentivi immediati. Ci fermiamo per la pubblicità, torneremo tra poco. Ben ritrovati col telegiornale di Tele4. L'asilo nido di San Giovanni deve essere gestito direttamente dal comune e includere fin da subito una sezione in lingua slovena. È la richiesta della lista Russo.Franco e dei sindacati che chiedono un cambio di impostazione rispetto al modello di esternalizzazione. Nessun appalto, nessuna concessione. Il nuovo asilo nido di San Giovanni deve essere gestito direttamente dal comune e aprire fin da subito anche una sezione con lingua di insegnamento slovena. È la richiesta lanciata dalla lista Russo.Franco in sesta circoscrizione e dai sindacati GGL, UIL e CISAL, che chiedono all'amministrazione di cambiare impostazione dopo quanto è venuto con il nido di Roiano, destinato a una gestione in appalto. Secondo i promotori, affidare il servizio a personale comunale significa garantire continuità educativa, stabilità del rapporto tra educatrici, bambini e famiglie e migliori condizioni di lavoro per il personale. Accanto a questo viene rilanciata la richiesta di attivare una sezione slovena all'interno della nuova struttura. Noi vorremmo sensibilizzare la Giunta perché purtroppo già a Roiano sono partiti secondo noi col piede sbagliato, hanno voluto affidare all'esterno una gestione alle cooperative. Qui per San Giovanni il problema è duplice, non c'è solo un discorso di cercare di stabilizzare i precari che ci sono e quindi restare con una gestione pubblica, c'è anche un problema legato invece alla sezione slovena del nido. Noi chiediamo come comunità della minoranza slovena a Trieste praticamente con forza la sezione slovena. Siamo a San Giovanni, siamo all'interno del complesso dove c'è già la nuvola Olga Oblaknik, sezione slovena della scuola dell'infanzia, e quindi ci manca questo tassello del nido. A San Giovanni sono già presenti scuole con lingua di insegnamento slovena di ogni ordine e grado, mentre manca ancora il nido, nonostante le richieste della comunità slovena tutelata dalla legge 38 del 2001. Sicuramente si tratta di una scelta politica, come accennavo prima l'assessore Brandi aveva promesso una determinata cosa, poi bloccata dalla successora Matteoni e questa posizione viene mantenuta da questa amministrazione con la scusa dei numeri. Ripeterò sempre la stessa cosa e non mi stancherò mai di farlo, i bambini di lingua slovena non nascono a 3 anni ma nascono come tutti dopo 9 mesi, no? Perciò se ci sono i numeri per tutte le scuole materne al momento aperte, statali e comunali, ci sono sicuramente i numeri anche per gli asili nido.
Dalle 9 alle 18, sabato 4 luglio, il complesso sportivo di Visogliano ospiterà la quarta edizione della Festa Alpina di Duino Aurisina, appuntamento ormai consolidato, promosso dalla famiglia alpina di Duino Aurisina, ANA sezione di Trieste, dal gruppo culturale sportivo Aiser 200 e dal gruppo Ermada Flavio Vidonis. La festa nasce con l'obiettivo di valorizzare la presenza delle PNR sul territorio, promuovendo momenti di incontro, memoria storica, cultura, solidarietà e partecipazione civica che si susseguiranno per l'intera giornata. Sono previsti una tavola rotonda dedicata alle adunate degli alpini, una pista al leggio e un incontro dedicato alla solidarietà espressa dagli alpini e il concerto della fanfara alpina di Conegliano. Si propone di realizzare 3 condomini multigenerazionali privi di barriere architettoniche in centro città e l'innovativo progetto firmato oggi dalla Fondazione CR Trieste assieme all'ITIS, la SUGI e il Comune. Saranno 3, tutti in centro città, i condomini multigenerazionali dotati di soluzioni innovative e senza barriere architettoniche, destinati in gran parte agli anziani della città, autosufficienti e non. L'alleanza per rendere concreto il progetto è stata siglata da Fondazione CR Trieste insieme a ITIS, che mette a disposizione 3 suoi edifici, Comune di Trieste e Asugi. Un territorio in cui, come dicevo, abbiamo profuso 210 milioni di euro in questi anni, ma la qualità della vita e la fragilità, quindi sopperire alla fragilità delle persone meno fortunate, obiettivamente anziane, con questa innovativa proposta che ha fatto l'ITIS assieme alla SUGI, assieme al Comune di Trieste, penso che daremo un'altra risposta e questo credo che fa parte del DNA, come ha correttamente detto, e pensiamo di continuare a pensare al futuro di tutti. Gli interventi interesseranno gli immobili dell'azienda per i servizi alla persona in via Manzoni, Foscolo ed Azeglio, secondo un modello sperimentale capace di integrare abitazione, servizi sociali e assistenza sanitaria di prossimità, ma anche vita di comunità. La peculiarità però è che in questo progetto c'è un portierato sociale che già in uno di questi edifici da 3 anni e che, come dire, apre al quartiere, apre al territorio, e questa è la differenza grossa. Infatti non sarà solo abitazione, ma anche spazi comuni per attività comuni, può darci sia un ristorante, anche una cosa che è in divenire. La Fondazione comparteciperà al progetto e si farà carico di una parte dei costi di realizzazione. Comune e Asugi collaboreranno allo sviluppo dei servizi necessari alle persone residenti. È prevista la realizzazione di una 50ina di appartamenti. Direi un gran bel progetto presentato da una gran bella squadra per l'abitare inclusivo. Ciò che ci unisce è una convinzione, quella che come staranno le nostre persone anziane in futuro dipende da ciò che noi avremo saputo progettare e realizzare oggi. Asugi interviene integrando il funzionamento poi delle abitazioni, il modello organizzativo di accoglienza e rafforzando l'integrazione dei servizi già in essere, penso quelli in particolare rivolti all'assistenza domiciliare delle persone fragili. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, un grazie per averci seguito e una buona serata.